Allora, rieccoci qua, quindi queste sostanzialmente, attenzione che qui c'è un altro messaggio, interessante l'argomento, ma con onestà, secondo voi, dove sta la fregatura Anna da Verona? C'è sempre. C'è sempre. Allora, siccome vedo che è un tema che ritorna frequentemente nei messaggi, cioè la fregatura, non c'è nessuna fregatura, nel senso che ci sono dei limiti, perché non è come abbiamo cercato di spiegare, non è una, diciamo, una soluzione a tutti i problemi che abbiamo rispetto a questa tipologia di lavoratori. I limiti che sono stati introdotti in parte sono frutto appunto di una contrattazione, da una parte noi che chiedevamo un allargamento, dall'altra parte il governo che dice io più di tanti soldi non metto in questa tipologia, quindi è chiaro che è un frutto di un compromesso che si è realizzato, secondo noi molto importante, perché dà una risposta a un problema. Tenete presente che poi purtroppo noi siamo già a conoscenza che ci sono molti lavoratori che non rientrano, adesso prima l'Anna citava uno che è disoccupato ma che però non ha nessuna di queste caratteristiche, non ha questo tipo di ammortizzatore, certo. Non ha nessun ammortizzatore. Sì, ma se pensate ad esempio anche disoccupati, come dicevo prima, nei contratti a tempo determinato, che pur essendo beneficiari di un trattamento di disoccupazione, loro purtroppo non possono rientrare, come la categoria ad esempio dei lavoratori in agricoltura è totalmente esclusa dalla i lavoratori in agricoltura sono esclusi? Sì, non sono, infatti questa è una grossa battaglia che anche a livello nazionale la CGIL attraverso la nostra categoria. Sì, perché anche questi sono lavori mica i 12 mesi prima del 19° anno, perché noi sostenevamo la tesi che quando uno ha iniziato a lavorare prima dei 19 anni d'età avesse diritto ad accedere, invece è stato introdotto questi 12 mesi che in sostanza abbassano di un altro anno, perché dire 19 anni o dire 12 mesi o dire 18 anni cambia. Certo. Cioè, perché è stato introdotto questa perché il governo ha teso a restringere, ma come si sa e come spesso succede, quando si fa un accordo, si fa un punto di mediazione, però abbiamo sfondato un principio che per alcune tipologie di lavoratori, eccetera, 41 anni bastano. Secondo noi per tutti i lavoratori 41 anni di contributi bastano per poter accedere, poi se uno vuole continuare può continuare. Certo. Questa è una battaglia. Noi stiamo tenendo la slide la copertina, diciamo, con indicazioni di tutte le sedi, in modo che sappiate che ci sono le sedi che sono preposte, dove c'è personale che può dare una mano, può dare un aiuto. Noi abbiamo avviato assieme all'Inca, assieme alla CGIL, come SPI Veneto abbiamo avviato un percorso anche di conoscenza presso tutte le nostre strutture, i nostri recapi, per dare una prima informativa, per poi ovviamente tutto il processo è gestito dall'Inca, perché qui ricordiamoci che c'è anche un aspetto di delicatezza, si presenta la roba, poi ma bisogna fare le cose fatte bene, perché adesso per chi ha frequenza del mondo del lavoro, quando tu vai dal datore di lavoro e gli dici guarda che io voglio andare via, non è la stessa cosa, tu questa cosa qua gliela devi dire quando sei ragionevolmente sicuro che puoi avere la prestazione, perché non è la stessa cosa, perché magari quello là magari cerca di licenziarti nel frattempo, perché sa che comunque ti perde, e quindi attenzione, cautela, non banalizziamo. Poi per noi dello SPI è importante, perché noi abbiamo un progetto sulla continuità dell'iscrizione. Ricordo sempre a tutti che un lavoratore attivo non passa automaticamente, anche se è già iscritto alla CGIL, non passa automaticamente allo SPI, deve fare una nuova adesione volontaria allo SPI per avere diritto di tutti i servizi e le prestazioni che la CGIL, lo SPI e l'Inca, il CAF, gli fornisce. Quindi è importante per noi, anche questa fase di presentazione delle domande, dire a chi si presenta che dopo il lavoro c'è lo SPI che gli dà, come dire, la possibilità
di avere le tutele, anche di controllare i trattamenti, sia tutte le cose, diciamo, io ricordo, ma in questa trasmissione ne abbiamo parlato già molte volte, che a centinaia e centinaia di pensionati in Veneto noi stiamo scoprendo che hanno dei diritti inespressi, che non sono errori, non sono errori di qualcuno, ma sono per effetto della legge, hanno diritto a delle prestazioni che sono erogate solo a domanda. E quindi se non fai la domanda, bisogna fare? Noi siamo a disposizione sul territorio, ovviamente avvalendoci della collaborazione preziosissima dell'Inca, perché con l'Inca noi abbiamo un rapporto molto stretto, perché sono le persone più competenti che ci sono su questa materia sul territorio e che rendono meno difficile i rapporti con la pubblica amministrazione e con l'INPS, perché si dice sempre che c'è l'informatizzazione, ma io ricordo che da quando l'INPS non manda più a casa dei pensionati quella busta riassuntiva delle prestazioni e li si può accedere solo attraverso internet, migliaia e migliaia di lavoratori o si perdono per strada dei diritti o anche possono andare incontro poi a prestazioni di quali non hanno diritto e che poi l'INPS gli domanda conto, perché c'è anche da doppio aspetto, che io posso avere, che so, un'integrazione che non ho più diritto perché ho superato i limiti di reddito eccetera, e poi l'INPS mi chiede indietro i soldi. E noi abbiamo già in Veneto abbiamo situazioni di pensionati che devono restituire parecchi soldi, quindi bisogna sapere che la struttura dello SPI sul territorio e la struttura della CGIL attraverso i propri uffici, i patronati eccetera, sono lì proprio per fare, diciamo, questo tipo di assistenza. Questo è importante. E un primo controllo lo fa sicuramente la Lega, che c'è sul territorio nei vari paesi. Abbiamo più di 500 recapiti. La Lega dello SPI. La Lega dello SPI, certo, che per noi è la nostra struttura di base. Ci richiamiamo ancora Di Vittorio con la struttura della Lega, abbiamo il copyright del tema. Va bene, quindi no, per precisare, sì, insomma. Qualche consiglio, ricordiamo che arriva comunque adesso luglio, ci sarà la 14ª, l'abbiamo dedicato anche un appuntamento a spiegarlo ben bene. Questo è un altro messaggio. Ma cosa ne pensano i vostri gentili ospiti dello SPI di quanto ha detto il Papa sulle pensioni d'oro e sul fatto che è stolto far lavorare a lungo gli anziani mentre i giovani sono disoccupati? Voi cosa fate? Ida da Mira, Venezia. Cosa facciamo? Facciamo quello che fa un sindacato. Noi nel tavolo... Perché siete stati criticati come sindacato, non voi. Ci ha fatto anche una critica al sindacato o sbaglio? Ma la lettura delle parole del Papa le lasciamo ai vari commentatori. Voi cosa dite? Io dico che, lo SPI dice che le cose che ha sollevato il Papa sono cose sacrosante. Ci sta anche il termine, giusto? Nel senso che noi pensiamo che è scandaloso che abbiamo situazioni di pensioni da 20-30 mila euro al mese e migliaia e migliaia di pensionati che non arrivano alla fine del mese perché prendono 500, 750. Ricordo che nella platea dei pensionati veneti una buona parte, superiore al 60%, non supera i 750 euro al mese, quindi un'idea di riequilibrio dei trattamenti. Dovrebbe essere Ovviamente fatto. Il problema è dove si fissa l'asticella, perché quando si parla di questi temi il problema è quando noi diciamo 7 volte il trattamento minimo. Un minimo. Credo che il governo voglia solo tenerci buoni, ma si prepari alla grande fregatura che ci darà con la finanziaria di questo autunno. Perché non iniziate a scaldare i muscoli per evitare poi che ci caschi addosso la bomba dell'IVA aumentata? E poi chi riesce più ad arrivare neanche a metà del mese? Italo da Padova.
Sì, diciamo che la preoccupazione c'è tutta, perché la situazione è abbastanza ingarbugliata, caldina, anche per dinamiche. Infatti non si va a elezioni, probabilmente anche perché nessuno vuole prendersi sta bomba qua della finanziaria, della finanziaria. Però diciamo che noi abbiamo fatto anche il 17 ultimo scorso una grandissima manifestazione a Roma, cioè la CGIL, lo SPI, ha portato a Roma migliaia e migliaia di persone per manifestare contro questo atteggiamento da parte del governo sui voucher, che ha aspettato la sentenza della Corte per evitare il referendum, ha fatto il decreto che toglieva i voucher e poi li hanno per quello ormai tutti quanti sono molto attenti. E quindi diciamo che noi siamo fortemente preoccupati, ma al di là del tema dei voucher c'è un tema di rapporto con il governo. Ripeto, adesso bisogna riprendere la trattativa, la seconda fase che riguarda soprattutto i lavoratori dipendenti ma anche i pensionati per i redditi più alti dei redditi minimi. Ci aspettiamo il 4 di luglio riprende la trattativa col governo. Ovviamente se non ci danno quello che ci aspettiamo ci sarà la mobilitazione. Perfetto, siamo arrivati al termine, grazie di essere stati qui con noi. Voi come sempre scrivete, avete visto le sedi sono presenti, quindi qualora ci chiamaste anche in altri orari noi vi daremo tutti i riferimenti, oppure vi facciamo chiamare dai referenti dello SPI CGIL e dell'Inca. Grazie ancora, buon proseguimento, domani.